Eder. Mech. Pallister. La Procura di Trieste ha comunicato che, secondo gli elementi emersi finora, la morte dell'uomo trovato impiccato da un viadotto a Trieste non sarebbe dovuta all'opera di terzi, ma piuttosto a un decesso volontario. Sul corpo è stato rinvenuto un certificato del 10 settembre, rilasciato dalla Documanitaria Medicine, che diagnosticava una sindrome ansiosa depressiva e prescriveva la necessità di una visita psichiatrica. Si tratta di BK, un cittadino iraniano senza fissa dimora nato a Teheran nel 1968. Nell'ispezione cadaverica non sono stati riscontrati segni di tortura, di violenza, bruciature, lesioni da taglio o traumi. Al contrario, sono state trovate lesioni post-mortem, conseguenti ai fisiologici fenomeni putrefattivi che hanno interessato il cadavere. Gli unici segni rinvenuti sulla salma erano quelli tipici dell'impiccamento, come una camicia a maniche corte arrotolata sugli occhi. Un'altra camicia che bloccava le mani lasciandogli comunque un'apertura di circa 30 cm e nastro adesivo intorno ai piedi. La morte risalirebbe a 36-48 ore prima del ritrovamento e, a breve, sarà disposta l'autopsia sul cadavere. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.